Il maltempo concede una tregua a Venezia e a Chioggia, dove il sindaco Casson ha chiesto lo stato di calamità. Dopo 2 giorni caratterizzati da forte vento, freddo e acqua alta, sul veneziano è spuntato il sole. La marea in centro storico è arrivata a 85 cm a mezzogiorno, previsto un altro picco intorno a luna di notte di 110 cm. A Venezia le particolari condizioni meteo hanno provocato disagi e scatenato turisti e visitatori che hanno immortalato con i telefonini la situazione. A Chioggia intanto si fa la conta dei danni. L'acqua è arrivata al 1,5 metri invadendo il centro. Il primo cittadino Giuseppe Casson ha detto che la città ha passato ore drammatiche e ha inviato alla regione la richiesta di stato di crisi per calamità naturale. Le mareggiate hanno divorato la spiaggia. Secondo Casson, per il litorale è necessaria un'azione risolutiva per difendere la costa dalle mareggiate improvvise, mentre nell'immediato sono necessari interventi di ripascimento per ripristinare la spiaggia.